Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Si allarga a tutte le aziende sanitarie della regione l'ispezione già decisa per Trapani dopo lo scandalo dei referti in ritardo per i malati di tumore. Anche il vice segretario socialista Oddo denuncia di attendere l'esito degli esami istologici da 3 mesi. Catania, attesi nuovi sviluppi nell'inchiesta Mercurio sui rapporti tra mafia e politica, per cui sono già in carcere 19 persone. Si indaga su nomi noti della politica cittadina che avrebbero avuto incontri con i boss. E su mafia e politica si leva la voce del presidente dei vescovi siciliani, Monsignor Raspanti. Noi cittadini dobbiamo reagire. E da San Cristoforo, quartiere difficile di Catania, parte l'altro appello, quello dell'arcivescovo Renna, perché politici e imprenditori si liberino dell'illegalità diffusa. Palermo, Ballarò, ostaggio di spacciatori e tossicodipendenti. La zona interna del quartiere è ormai di fatto impraticabile. A Messina, indagini su una lite notturna in piazza Unione Europea, proprio di fronte al Palazzo del Comune. Siracusa ha inaugurato il nuovo ponte ciclopedonale di Ortigia, un'opera realizzata in meno di un anno che però sin dalla presentazione del progetto ha diviso la città. Calcio in Serie B, il Palermo, nonostante defezioni importanti come quella di Brunori, deve conquistare i 3 punti con il Brescia per provare a tornare in zona play-off. In Serie C domani il Catania, sempre falcidiato dalle assenze, riceve il Foggia. In trasferta sia il Trapani che il Messina. In casa giallorossa si guarda più ai problemi societari che al campo. Bentrovati. I referti istologici in ritardo. L'assessore alla salute Faraone, dopo Trapani, dispone ispezioni e verifiche in tutte le aziende sanitarie dell'isola, mentre continuano a emergere altri ritardi nella consegna degli esiti degli esami per i malati di tumore in provincia di Trapani. Laura Spanò. È destinata ad allargarsi a tutte le ASP della regione l'ispezione predisposta dalla regione già per l'azienda sanitaria trapanese, e questo a seguito dello scandalo legato ai ritardi nella consegna dei referti istologici ai pazienti malati di cancro. 3 al momento i casi sotto la lente di ingrandimento: la signora di Mazzara che ha atteso ben 8 mesi, il caso dell'ex infermiere di Salemi che ha ricevuto i referti 12 giorni dopo essere morto, dopo 4 mesi di attesa, e ora c'è anche il caso del vice segretario nazionale del PSI ed ex deputato regionale, il trapanese Nino Oddo, che denuncia chi attende il referto degli esami istologici ormai da 3 mesi. E poi c'è la vicenda dei 73 medici che, assunti nel biennio 2023-2024 all'ASP trapanese, che si sono dimessi. Insomma, la bufera sull'ASP di Trapani non si placa, e anzi l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, che ha disposto un'indagine sui tempi di consegna dei referti degli esami istologici all'ASP trapanese, con la promessa di rendere pubblici i dati raccolti dagli ispettori, mette in chiaro che le verifiche si allargheranno ad altre aziende dell'isola per evitare altri casi che nel frattempo continuano ad emergere. Potrebbero esserci ancora altri sviluppi nell'inchiesta Mercurio sui rapporti tra mafia e politica, per cui sono già in carcere 19 persone, fra le quali un deputato regionale, un sindaco e altri 2 politici locali del catanese. Le indagini della direzione antimafia Etnea proseguono e tutto fa prevedere appunto la possibilità di altri coinvolgimenti. Maglio Viola. Arriveranno la prossima settimana al Tribunale del Riesame le richieste di scarcerazione dei politici arrestati nell'ambito dell'operazione Mercurio. Per il momento ad annunciare il ricorso è stato soltanto il legale del deputato autonomista Giuseppe Castiglione, ex presidente del Consiglio Comunale di Catania, che nell'interrogatorio di garanzia ha respinto tutte le accuse. L'inchiesta continua alla ricerca di altri deputati, almeno uno, che potrebbero aver avuto un ruolo nei patti con la mafia catanese del 2022, ma l'inchiesta si muove a più livelli. Lo
sbarco all'Ars degli uomini vicini alle famiglie nasce infatti da una ricerca di contatto nel territorio. I boss infatti volevano fare i loro affari con i comuni della cintura etnea. Non è un caso che anche il deputato regionale arrestato fosse presidente del Consiglio Comunale di Catania quando fu avvicinato. Nell'inchiesta ci sono anche un sindaco, quello di Ramacca, Nunzio Vitale, un vicepresidente del medesimo Consiglio Comunale di Ramacca, Salvatore Fornaro, e un ex vice sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici di Mister Bianco, Matteo Marchese. Dai loro interrogatori di garanzia gli inquirenti puntano a ricostruire gli affari nel territorio e proprio da Ramacca si muove la ricerca dell'altro deputato regionale che si sarebbe presentato al boss. Non sono indagati invece altri nomi noti della politica catanese, nonostante siano documentati incontri con i boss. Scelte quelle adottate dalla Procura nella sua richiesta e dal GIP nella sua ordinanza, dietro le quali ci sono altri rami d'inchiesta, dai quali emergerebbero posizioni diversificate a vari livelli di consapevolezza del ruolo della persona incontrata. Tutti elementi che fanno pensare a prossimi sviluppi di questa stessa indagine. La Procura della Corte dei Conti ha aperto un procedimento per danno erariale nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, già sottosegretario all'Interno, condannato a 6 anni in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. All'ex politico la magistratura contabile chiede 1.800.000 euro a titolo di risarcimento del danno di immagine arrecato alla pubblica amministrazione. Su mafia e politica si leva la voce del presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Raspanti. Ascoltiamolo. I fatti che abbiamo appreso dai giornali ci turbano profondamente, perché ci fanno capire da una parte che l'organizzazione mafiosa prolifica, va avanti, e dall'altra parte che ci sono parti della politica che ancora sono troppo fragili e troppo deboli e si lasciano asservire alla malavita. E questo è veramente incredibile. Ma noi cittadini dobbiamo reagire, noi cittadini dobbiamo non stare zitti e dobbiamo tornare a parlare come abbiamo fatto tanti anni fa, perché appunto l'organizzazione malavitosa non è per nulla sconfitta, anzi, avendo scelto strategie meno appariscenti, meno stragiste, che non danno all'occhio, può agire nelle tenebre, può agire nell'oscurità, e purtroppo ci sono ancora persone che sono troppo vulnerabili e assorbono la voglia, la sete di potere, di denaro che la malavita ti offre. È necessario un sussulto della coscienza di noi cittadini, cittadini di una democrazia liberale. È per questo che invito tutti a tornare a discutere, a tornare a insegnare ai ragazzi, alle famiglie, nei mass media, in tutti i luoghi, che il bene comune va servito con libertà, con dedizione e con disinteresse. Un appello importantissimo questo di Monsignor Raspanti. E da San Cristoforo, che è un quartiere difficile di Catania, parte un altro appello, quello dell'Arcivescovo Renna, perché politici e imprenditori, dice anche lui, si liberino dell'illegalità diffusa. Simona Mazzone. Un appello ricco di dolore e condanna dopo gli ultimi arresti per scambi politico-mafiosi che hanno coinvolto Catania e quello dell'Arcivescovo Renna nel suo messaggio alla città. Questo continuo scivolare nell'illegalità, nell'essere preda di coloro che vogliono tenere in mano la città, impoverendola, ecco, è qualcosa dal quale la città di Catania e forse tanti amministratori e tanti imprenditori si devono liberare. È l'occasione la Piazza della Democrazia nell'Oratorio Don Bosco a Santa Maria delle Salette, appuntamento nato dalla Settimana Sociale dei Cattolici di Trieste e organizzato a San Cristoforo, quartiere ai margini, definito difficile per l'alto tasso di criminalità, unito alla crescente dispersione scolastica e che recentemente è stato oggetto del decreto Caivano, con fondi da utilizzare per riqualificare il territorio. Siamo ben contenti che lo Stato intervenga nella rigenerazione di questo quartiere, una rigenerazione che non può non avere un primato, una rigenerazione sociale soprattutto, che certo passa attraverso
la cura delle infrastrutture, ma anche attraverso la cura delle persone. Nell'occasione è stato presentato il documento Assieme per San Cristoforo, uno studio realizzato tra associazioni, giovani e docenti universitari. Quali sono i contenuti e le finalità? Quello di fare luce sulle potenzialità e le tantissime vocazioni sopite di questo quartiere. Oggi è un'occasione per conoscerne tante di questo tipo. Le testimonianze che vengono messe in campo devono servire a stimolare la messa a terra di tantissime progettualità. Presenti all'incontro famiglie, associazioni e sindacati con gli esponenti territoriali di CGIL, CISL e UIL. Palermo, il quartiere di Ballarò, ostaggio di spacciatori e tossicodipendenti. La zona interna di quell'area è ormai di fatto impraticabile. Marco Gullà. A Ballarò c'è il mercato, ci sono i turisti, ci sono i colori. Poi però c'è anche una zona del quartiere che sta ormai diventando off limits, una roccaforte della droga, del crack. La recente aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia ha nuovamente riacceso l'allarme su Ballarò a Palermo. C'è chi chiede un presidio fisso H24, chi l'esercito, chi maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Fatto sta che in alcune strade della Bregheria diventa impossibile poter accedere se non sei consumatore di droga e quindi di crack. La parte interna di Ballarò è controllata dai pusher, per lo più extracomunitari, che qualche giorno fa hanno anche aggredito la giornalista di Striscia la Notizia e l'assessore comunale Giuliano Forzinetti. Da anni chiediamo al prefetto che ci sia una maggiore attenzione in favore del territorio della prima circoscrizione. Lo hanno chiesto anche i cittadini attraverso fiaccolate, esposte, raccolte firme, ma purtroppo nulla è cambiato, possiamo dire. Noi continuiamo a confidare, a sperare che il prefetto intervenga proprio in tutti quei luoghi dove necessita un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine. E non solo emergenza droga, perché a Ballarò ci sono anche diverse strade invase dalla spazzatura, un film visto e rivisto. Notte di violenza a Messina, in piazza Unione Europea scoppia una rissa tra giovani, un ferito per fortuna non in pericolo di vita, 7 identificati. Sentiamo Francesco Triolo. I contorni sono tutti da chiarire, ma la prima sensazione è che la lite è avvenuta nella notte in piazza Unione Europea a Messina, proprio di fronte il palazzo del comune, sia qualcosa di più di una semplice rissa tra giovani, una vicenda sulla quale stanno indagando gli agenti e le volanti della questura intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale. 7 giovani coinvolti, tutti messinesi intorno ai 20 anni, che hanno dato vita alla rissa. L'intervento della squadra volanti ha permesso di fermare quello che potrebbe essere stato anche un pestaggio, una resa dei conti, una spedizione punitiva, perché sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Uno dei giovani è stato ferito, non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono comunque serie. È ricoverato all'ospedale con 30 giorni di prognosi. I partecipanti alla rissa sono stati tutti identificati e per loro è pronta sicuramente una denuncia per rissa aggravata, il cosiddetto Daspo Willy, ma in seguito alla ricostruzione dell'episodio, dei motivi e della dinamica non sono esclusi ulteriori provvedimenti anche più pesanti. Le forze dell'ordine infatti stanno procedendo verso loro secondo la normativa di legge. Sul posto inoltre sono stati rinvenuti caschi da moto ed un coltellino, fattori che farebbero pensare proprio a qualcosa di più di una rissa scoppiata all'improvviso e per futili motivi. A Catania torna la tesi del fuoco amico per la morte di Filippo Raciti, l'ispettore che ha perso la vita il 2 febbraio del 2007 negli scontri tra forze di polizia e ultra dei rossazzurri, mentre allo stadio Massimino si giocava il derby con il Palermo. Stiamo rivedendo quelle immagini ormai d'epoca. Ha presentato domanda di revisione del processo alla Corte d'Appello di Messina l'avvocato Lipera, difensore di Antonino Speziale, che è stato condannato quando era minorenne per omicidio preterintenzionale a 8 anni e 8 mesi di carcere già scontati. Al centro dell'istanza di revisione presentata da Lipari 2 interviste al programma televisivo Le Iene che già nel 2020 parlavano proprio di fuoco amico. Pedopornografia online adesso si fa anche con l'intelligenza artificiale, la nuova frontiera dei criminali del business degli abusi sessuali sui minori. A sgominare una banda di 25 persone è stata l'Europol, ma in prima linea c'era anche la Polizia Postale di Catania. Il fenomeno comunque desta molta preoccupazione. Orazio Longo.
Neanche il tempo di inventarla l'intelligenza artificiale, ed è già strumento in mano ai criminali, a quelli più zozzoni per giunta, quelli degli abusi sessuali contro i minori. Una operazione dell'Europol ne ha individuati 25 di criminali che utilizzavano la nuova arrivata dell'era tecnologica, l'intelligenza artificiale, per creare file pedopornografici e distribuirli sul web tramite una password che veniva rilasciata dopo un simbolico pagamento online. 273 sospettati, 170 sequestri nell'operazione denominata Cumberland, che non è, dicono gli investigatori, ancora finita. Il blitz era scattato dopo l'arresto di un cittadino danese che gestiva una piattaforma online su cui distribuiva il materiale che lui stesso produceva utilizzando l'IA. In prima linea la Polizia Postale di Catania, che, coordinata dalla DDA in un'altra indagine, ha arrestato 34 persone. Il nostro codice penale punisce coloro che realizzano, producono, diffondono, detengono immagini di pornografia minorile virtuale. Cioè quelle immagini, quei video realizzati mediante tecniche di elaborazione grafica la cui qualità di rappresentazione è così alta da fare apparire come vere, realistiche, situazioni invece non reali. Ed è un fenomeno purtroppo che sta registrando un aumento di casi anche tra i minori. Stiamo elaborando anche strategie investigative con l'utilizzo di software che ci consentano anche di verificare se un'immagine o un video è un cosiddetto deepfake, cioè realizzato con sistemi di intelligenza artificiale e immagini talmente fatte bene da apparire come vere, per poterle chiaramente estrarre, capire, comprendere e perseguire. Quello della pedopornografia è un business osceno e redditizio, ma che con la tecnologia diventa ancora più pericoloso. Save the Children sottolinea l'importanza di rafforzare la rete di prevenzione e le attività di contrasto, con il coinvolgimento anche delle famiglie. È proprio il caso di dirlo, ci mancava solo l'intelligenza artificiale per la pedopornografia, che è già una tragedia di per sé. Andiamo a Lampedusa adesso. Sarà eseguita oggi l'ispezione sui corpi dei 2 migranti trovati morti su un barcone soccorso ieri da una motovedetta della Guardia Costiera. Si tratta di giovani deceduti probabilmente a causa di ustioni di idrocarburi. A bordo del loro natante, secondo quanto riferito dai sopravvissuti, c'erano anche 2 donne e un uomo, ustionati tutti e 3, subito portati al poliambulatorio, e una donna è in gravi condizioni. Complessivamente sono 5 gli sbarchi di ieri sull'isola maggiore delle Pelagie, per un totale di 281 persone. Adesso andiamo a Siracusa. È inaugurato il nuovo ponte ciclopedonale di Ortigia, un'opera realizzata in meno di un anno, che però sin dalla presentazione del progetto ha diviso la città. Ed ecco dunque al nostro telegiornale il sindaco Italia, che dice: dobbiamo sviluppare la bellezza, non adorare le ceneri, il passato. Francesco Aloi. Lei sta fotografando e ammirando il nuovo ponte. Sì, molto bello e secondo me anche molto utile per la città. Ortigia è il suo terzo ponte. A meno di un anno dall'inizio dei lavori, eccolo il nuovo collegamento tra l'isola e il resto della città, però dedicato soltanto a pedoni e ciclisti. 42 metri, 6 metri di larghezza, un ponte che è finanziato con una misura destinata alla mobilità dolce, quindi per infrastrutture ciclopedonali. Ad attraversarlo per primi sono stati i bambini, in bici. La curiosità è tanta. Tutti vogliono passare su questo ponte e, perché no, pubblicare una foto sui social. Un nuovo punto di osservazione della Darsena, ma soprattutto un punto di partenza in vista della riqualificazione di Riva della Posta. Noi dobbiamo non adorare le ceneri, abbiamo un patrimonio meraviglioso, dobbiamo continuare a costruire e a sviluppare la bellezza della nostra città. Ma se da un lato c'è chi apprezza, dall'altro c'è chi scuote il capo per un ponte che aveva diviso la città già dal suo annuncio. È una delle tante altre cose inutili che ha fatto questa amministrazione. Ricerca finanziamenti soltanto per dare l'impressione che si stia facendo qualcosa, avrebbe potuto invece cercare un finanziamento per realizzare un altro ponte come quello di Santa Lucia per le autovetture, i pedoni e le biciclette. Intanto qui si continuano a scattare foto.
Conflitto aperto dunque, e intanto l'Etna rimane sorvegliato speciale, ma c'è anche lo Stromboli a fargli compagnia con la doppia eruzione che in queste ore sta dando spettacolo. Secondo i vulcanologi comunque i due fenomeni non sono in alcun modo collegati fra loro. Sull'Etna si è potuto osservare la presenza di un piccolo cratere sul fianco meridionale della Boccanuova a 3100 metri, mentre continua l'attività esplosiva dal cratere di sud-est. Lo Stromboli presenta un trabocco lavico dall'area craterica nord con una modesta azione di fontane di lava. Al momento il fronte lavico è fermo nella parte superiore della sciara del fuoco. E in questo primo weekend di marzo è inevitabile l'attenzione che torni a concentrarsi sui numerosi turisti che già nelle settimane scorse hanno preso d'assalto l'Etna creando non pochi problemi ai soccorritori. Si ricorda di non muoversi verso le zone interessate dalle colate se non ben equipaggiati e accompagnati da guide esperte. Sul fronte degli aerei, per fortuna, non ci sono restrizioni per l'aeroporto di Catania. Adesso facciamo la pausa consueta e tra poco il calcio. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, Palermo in campo domani al Barbera contro il Brescia, rosanero alla ricerca di un altro successo per rientrare il prima possibile in zona play-off. Marco Gullà. Se il Palermo vorrà nuovamente fare un blitz in zona playoff, non può sbagliare partite come quelle di domani. In casa contro un Brescia non irresistibile, occorrono solo i 3 punti. Nonostante le defezioni importanti, come quella di Brunori, il Palermo deve inseguire il secondo successo consecutivo per provare a scavalcare il Cesena, ottavo in classifica, ultimo posto utile per gli spareggi promozione. Giocherà sicuramente Ledu Aron, al posto del capitano rosanero, al suo fianco ovviamente Poyampalo, a caccia del terzo gol consecutivo con la maglia del Palermo. Il faro del centrocampo si chiama Verre, assist man è sicuramente vitaminico in alcuni frame di partita. Insomma, in questo momento è fondamentale. In difesa torna Ceccaroni, a centrocampo Pierozzi, la spunta su Diachité, soprattutto dopo il gol a Cosenza. Il Catania domani al Massimino riceve il Foggia. I rossazzurri sono in piena emergenza, ma Toscano vuole l'atteggiamento giusto. Da valutare Lunetta, Allegretto, Di Gennaro e Anastasio, che si sono allenati ma non sono al meglio. Marco Carli. Ancora al Massimino, nell'augurio di non ripetere le prestazioni viste con la Casertana e con la Juve Next Gen quando sono arrivati un pareggio stentato e una sconfitta, ma di ritrovare almeno lo spirito che ha caratterizzato il match con il Giuliano, l'unico vinto fra le mura amiche nel 2025, anno solare partito malissimo, con i rossazzurri capaci solo di un altro importante squillo, la vittoria di Monopoli. Da Altamura gli etnei si portano dietro un altro pareggio, squalifiche e la solita sequela di infortuni al netto delle polemiche sull'arbitraggio. Squadra che resta in emergenza, ma Toscano chiede di più. Ieri De Paoli e Quaini, Lunetta hanno avuto un po' di influenza e sono allenati part-time oggi. Però la cosa che pretendo io domani dai ragazzi, gliel'ho detto già oggi, è che l'atteggiamento, la concentrazione, la voglia non sono cose negoziabili. Sulle scelte si valutano fino all'ultimo le condizioni di almeno 4 giocatori, con Allegretto che ha le maggiori possibilità di giocare. Sarà una lunga notte, dice Toscano, per definire le decisioni. Di Gennaro, Allegretto, Lunetta e Anastasio sono disponibili, però sono scelte e disponibilità al limite, quindi dobbiamo prendermi e prenderci con lo staff medico dei rischi. Io ci starei 10 anni o 15 anni a vita a Catania, ma è normale che se in questo sistema non si cambiano tante cose, non si migliorano tante cose, Toscano non serve al Catania. Catania-Foggia sarà seguita da Telecolor attraverso diretta stadio, collegamenti mezz'ora prima dell'incontro e poi spazi ai commenti da studio e dal Massimino. A fine gara le interviste in anteprima. Doppio appuntamento in Puglia domani pomeriggio per Messina e Trapani. I giallorossi sono impegnati a Monopoli, i Granata ospiti della capolista Audace Cerignola. Sergio Colosi.
La partita di Monopoli rischia di passare in secondo piano e così non dovrebbe essere vista la classifica rispetto ai gravi problemi del Messina. Al silenzio disciolto si aggiunge l'assenza totale di investimenti di Alaimo e Cissé, protagonisti di un cambio societario sancito soltanto da una firma, con una squadra abbandonata e il club tenuto in vita dalla liquidità degli incassi del Franco Scoglio. Quadro disarmante che accompagna pensieri e attese di tecnico e calciatori, chiamati a riscattare la sconfitta di lunedì sera con il Trapani per sperare ancora nei play-out. Banchieri ha perso Krapicas per 3 giornate e in porta esordirà Gabriel Meli. Dal primo minuto anche l'ex Desena e forse Costantino per una squadra più offensiva che non segna da 3 partite. Il Monopoli, che non ha mai perso al Veneziani contro il Messina, non vince da 4 giornate, 2 pareggi e altrettante sconfitte e ha lasciato la vetta della classifica. L'imbattibilità in campionato del Trapani, targato Vincenzo Torrente, 3 successi e un pari, passa all'esame della capolista Audace Cerignola. C'è entusiasmo e fiducia in quella che è diventata la 7ª forza del torneo, che punta a migliorare la classifica in chiave play-off. Gara complicata con il Cerignola reduce da 6 vittorie consecutive. La novità in avanti potrebbe essere il norvegese Stensrud, decisivo a Messina. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.